E il secondo aspetto è quello della checklist. Perché ne parlo introducendo Paolo? Perché faccio un passo indietro. Una delle obiezioni che fanno i giovani che sono lì per aprire il proprio studio è io non apro il mio studio perché non ho clienti. Al che io ribatto sempre, no, tu non hai clienti perché non hai aperto il tuo studio. È il contrario, succede qualcosa di magico, è vero, nel momento in cui ci si mette nella condizione di dover camminare con le proprie gambe. E a questo punto un'altra obiezione è, ma all'inizio, quando non ho incarichi in quantità tale da riempire tutte le ore della mia giornata, che cosa faccio? Che cosa fai? Quello è un momento irripetibile nel quale puoi porre le basi del tuo studio. Non ti capiterà più di avere mezze giornate intere a disposizione per impostare il tuo metodo di lavoro. E qui inserisco proprio le checklist. Quanto è importante oggi, e soprattutto a partire dal 2017, da quando è diventato obbligatorio, per esempio, il preventivo scritto, quanto è importante oggi avere modulistica di studio, come dicono gli inglesi, top notch. Avere una grande e affidabile modulistica di studio è un asset importantissimo per lo studio, che è importante anche per aspetti di responsabilità professionale di cui abbiamo parlato prima, e la nostra modulistica di studio tuttora è, diciamo, il risultato di un processo di stratificazione che nasce da quando ho aperto il mio studio 10 anni fa. Ci sono intere parti che sono rimaste le stesse, quindi non bisogna essere spaventati del tempo che si ha all'inizio, secondo me, ma usarlo a proprio vantaggio. E su questa suggestione lascio la parola a Paolo Lanciani, che è socio di uno studio associato di Milano, è psicologo del lavoro. Paolo, ti ascoltiamo con piacere. Grazie mille Alessio, buonasera, sì, buonasera a tutte e tutti sostanzialmente. Allora, intanto mi ha fatto molto piacere ascoltare l'intervista a Mirko. Alessio ovviamente già lo conoscevo e so che siamo allineati su molti fronti, molti punti, ma mi ha proprio colpito il racconto di Mirko, perché ha in sé quegli elementi che sono tipici appunto di un professionista che poi trova un modo per realizzarsi e che magari cercheremo strada facendo, in coerenza con quello che volevo condividere con voi, di recuperare proprio come esempio, per avere un esempio concreto davanti agli occhi. Allora, credo che una cosa che non abbiamo detto esplicitamente, ma che va chiarita, e Alessio e Mirko ne sono insieme a me, ne siamo rappresentanti, qui stiamo parlando di una categoria professionale molto specifica, che non è quella dell'avvocato, dello psicologo, ma quella del professionista, del libero professionista. E noi sappiamo benissimo che, al di là dell'inquadramento fiscale, per cui il fatto di avere partita IVA o meno, di essere socio o meno in uno studio, di essere dipendenti o meno, via dicendo, non è quello che definisce se tu sei o non sei un professionista. Nel senso che, avendo lavorato tanto anche con le aziende in passato, io in azienda ho incontrato dei professionisti, formalmente inquadrati come dipendenti, come dirigenti, come manager e via dicendo, ma nell'attitudine professionisti. Come nelle professioni, negli studi legali, ho incontrato spessissimo dipendenti che formalmente sono professionisti, ma a tutti gli effetti sono dipendenti, e sto parlando anche di equity partner, quindi anche di soci di capitale negli studi, come ho incontrato imprenditori. Che cosa qualifica
queste macro dimensioni e perché voglio fare questo distinguo. L'imprenditore, partiamo da lì, che va tanto di moda, tanto piace dire dobbiamo avere competenze imprenditoriali, ma l'imprenditore sostanzialmente è una persona che fa leva su degli investimenti per generare un utile. Questo vuol dire che se io da avvocato voglio fare l'imprenditore, farò leva sulle risorse di studio per generare un utile. Domani questo non è più possibile farlo attraverso la prestazione di servizi legati al diritto, alla giurisprudenza, lo farò facendo altro. Non mi cambia niente sostanzialmente. Una persona che io non ho fatica a dirlo pubblicamente, l'ho detto anche in altre occasioni, che assolutamente si riconoscerebbe in questa descrizione, è Giuseppe La Scala, dello studio La Scala. Parlavamo prima, Mirko parlava di diritto bancario, ecco, uno che ha fatto con successo impresa sul diritto bancario è Giuseppe La Scala con i suoi soci. Lui stesso non si considera un professionista, no? Si considera un imprenditore nel settore del diritto, avendo poi ovviamente delle competenze legali, non stiamo mettendo in discussione le competenze, ma è proprio l'attitudine. Mentre credo di poter dire che per Alessio, per Mirko e per me coincide il fatto che la nostra ambizione non è di generare e creare lavoro per altri e marginare su quel lavoro di altri, ma è di andare a fare, e questa è la definizione a cui faceva riferimento Alessio prima, di andare a fare quello che ci fa sentire professionisti di successo, ovvero fare quello che amiamo fare, con chi amiamo farlo, lavorare su quello su cui ci piace lavorare, con chi ci piace lavorare, ed essere riconosciuti per questo dal mercato. Quindi creare lavoro che poi sbrighiamo noi in prima persona, cioè il gusto del fare rimane un elemento essenziale del professionista. E questo è importante perché prima facevate riferimento al discorso dello scoprire la propria passione, le proprie inclinazioni, il proprio talento, che ovviamente sono particolarmente significative in questo senso. Perché non siamo dipendenti e perché si può essere anche dipendenti nell'esercitare la professione? Perché un'altra cosa che abbiamo in comune in quanto professionisti è la consapevolezza di poter esercitare appieno la nostra qualità solo nel momento in cui abbiamo mandato diretto, ovvero abbiamo la responsabilità ultima di quello che facciamo. Se siamo esecutore per conto di altri, non riusciamo ad esprimere appieno le nostre potenzialità di professionista. E questo vale per chiunque sia professionista. Quindi il primo tema dell'acquisizione clienti non è un tema di soldi che guadagno, ma è un tema di possibilità di esprimere appieno il proprio talento. Finché io faccio le cose per interposta persona, finché devo allinearmi con Alessio, con Mirko, accordarmi su no, cambia questo, cambia quest'altro, piuttosto che non riuscirò mai ad esprimere, a servire il cliente nel pieno del mio potenziale. È un passaggio, quello della relazione con professionisti più senior di noi, indispensabile per maturare le competenze necessarie a poter assumere un mandato in piena autonomia, ma devo avere consapevolezza che si tratta di un passaggio, no? E che solo il giorno in cui avrò i clienti miei, io potrò considerarmi pienamente professionista. È la verità questa cosa che dico? Assolutamente no, è una definizione arbitraria, ma che tengo a rendere esplicita perché sennò no, rischia di crearsi un equivoco. Quindi quando io parlo di professionista intendo una persona che vuole esprimere appieno il suo talento di professionista, quindi una competenza tecnica al servizio di qualcun altro, ovviamente in obbligazione di mezzi, non di risultato, ma che sa che per farlo deve assumersi anche la piena responsabilità. No? I famosi anni di fatica che citava prima Mirko, e la tensione, la responsabilità e via dicendo. È ovvio che più è complesso il mandato, più è sfidante anche da un punto di vista psicologico, no? di sostenerlo quel mandato
e di sostenere e tollerare l'incertezza, no? Perché le professioni, anche qui lo faccio in associazione, non per non voler distinguere quella dell'avvocato e quella dello psicologo, ma perché coincide questo fatto dell'obbligazione di mezzi e non di risultato. Perché ovviamente non dipende esclusivamente dal nostro operato. Il primo fattore di incertezza è il cliente, tipicamente, e poi dopo c'è anche, nel caso vostro, ovviamente il giudizio, piuttosto che la controparte e via dicendo, no? Comunque tutti gli stakeholder coinvolti nell'attività, non dico processo per non creare un equivoco di perimetri. Ok, quindi un professionista di successo è una persona che riesce ad esprimere appieno il proprio talento, riesce a farlo in maniera efficace e è riconosciuto dal mercato. Questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio, la domanda che pone Alessio è: ok, ma devo o non devo aprire uno studio da giovane? No? Allora, credo che dobbiamo provare a cambiare un po' questa domanda. Perché il punto qua non è se aprire o non aprire uno studio, il punto è come posso realizzare il mio progetto professionale. E qui ovviamente entrano n.000 distinguo, nel senso che dipende moltissimo da che cosa si voglia realizzare come progetto professionale. Ci sono progetti professionali che si prestano che hanno bisogno di poco spazio di autonomia, per cui da subito posso mettermi in proprio, ce ne sono altri che invece per loro natura richiedono che io sia in un contesto strutturato, perché se no non ho accesso a determinati tipologie di operazioni, determinate tipologie di clienti e via dicendo, per cui se voglio essere esposto a determinate materie, a determinati mandati, devo passare da una struttura organizzata. Questo non vuol dire non voler aprire il proprio studio, ma vuol dire decidere strategicamente quale sarà il percorso per arrivare ad essere equity, che poi equity si sia da soli con uno studio dove si è da soli, o in una piccola struttura, in una grande struttura, in una mega struttura, dipende da moltissime cose, perché sicuramente un elemento che mi piace aggiungere a quello che giustamente sottolineava Mirko delle proprie inclinazioni è anche il discorso che c'è anche una propria inclinazione rispetto all'habitat ideale in cui svolgere la professione. Ci sono persone che fioriscono all'interno di un contesto più intimo, ci sono persone che fioriscono all'interno di un contesto più strutturato. Non è una cosa migliore dell'altra. Quello che è certo è che se tu prendi un professionista che ha trovato il proprio habitat, lo sradichi e lo metti in un habitat totalmente diverso, no? Se prendessimo Mirko e lo sbattiamo dentro una delle Big Four, lo vedremmo appassire o vedremmo appassire la Big Four intorno a lui, una delle due, perché non è il suo habitat. Questo non vuol dire... Quindi il collega che è dall'altra parte non è paragonabile, non è una cosa è più bravo uno e più bravo l'altro, ma è entrambi trovano un modo di sbocciare perché hanno un habitat che è favorevole per loro. Quindi il discorso a cui accennava prima Alessio dell'importanza di conoscersi, no? È un'importanza anche di conoscere qual è il contesto professionale che mi è più favorevole, dove mi sento più a mio agio. In questo, come faccio a scoprirlo? Devo imparare ad ascoltarmi. Io ho conosciuto negli anni vari professionisti, ci sono professionisti che stanno in uno studio dal giorno 1, entrano da praticante, cito Stefano Bianchi di Pavian Saldo, entra da praticante e adesso è managing partner. No? Non è che tutti quelli che... non è Pavian Saldo che è lo studio ideale dove succede questo, perché è successo a lui, punto. No? Lui ha avuto l'intelligenza di capire che quello era un contesto che gli era favorevole. Altri sono usciti da Pavian Saldo, hanno fatto carriere brillanti, creando dei progetti spin-off, aderendo ad altri studi, cambiando totalmente genere. Quindi non esiste un percorso che è quello giusto o quello sbagliato, la ricerca deve essere del proprio percorso. Quindi questo ci tengo a dirlo perché
purtroppo non esistono ricette. No? È proprio un lavoro di conoscenza di sé. Il progetto professionale, no? Io traduco business development come sviluppo del proprio progetto professionale, proprio per questo, perché è un progetto che abbraccia intimamente le nostre persone, è un'espressione della nostra persona, quindi è veramente un lavoro di conoscenza di chi siamo. E meno curiamo questi aspetti all'inizio, più li subiamo andando avanti nel tempo. Nel senso che se io mi compro il fatto che, non so, entro in studio, questo è il modo in cui funzionano gli studi legali, una cosa che sento dire spessissimo. Ma vi garantisco che io non ho mai visto due studi legali uguali. Non esistono studi legali uguali uno all'altro. No? A parte che dire studio legale già è un concetto talmente ampio. Ovviamente per una persona che da fuori guarda la professione, il concetto di avvocato vuol dire qualcosa. Ma quando tu hai a che fare con gli avvocati sai benissimo che non vuol dire niente avvocato. Perché è talmente eterogenea la possibilità di esprimere la professione, di vivere la professione, e non è solo la materia, anche lì è questione delle specialità a cui abbiamo fatto accenno prima, no? È difficile, qual è il perimetro che definisce una specialità? E poi è un perimetro che ha un senso per il cliente? Il cliente di chi ha bisogno? Ha bisogno dello specialista? Ha bisogno del generalista? Ha bisogno dello specialista di industria? O ha bisogno dello specialista di materia? Ha bisogno dello specialista di grado di giudizio? Di che tipo di specialista? No? È molto complessa e fluida questa dimensione, per cui il punto di vista ovviamente tutto sindacabile ma mio, è che il tema è che io devo trovare una mia specializzazione, nel senso di dire seguire una mia indicazione, il famoso, come aveva detto, qualcosa che mi faccia scoppiare l'amore, come diceva Mirko prima, no? Ma perché? Perché quell'amore è la benzina che mi permette nel tempo di sviluppare il mio progetto, cioè dà linfa al mio progetto professionale. Ma questo non vuol dire che il mercato debba ragionare in quella logica lì. Sono io che ragiono in quella logica lì, no? Il cliente che fa business non è che cerca i cassazionisti, cerca uno che gli risolva un problema, poi dopo appunto imparerà che quella cosa lì ha a che fare con la Cassazione, che quindi c'è qualcuno che è meglio farlo con qualcuno che sappia come funziona la Cassazione e via dicendo, e arriverà a incontrare, no? Quindi ci si incontrerà. Ma tu non è che devi imporre al cliente il tuo linguaggio. Guardate, poi dopo, non so, la collega Elisa nello specifico su cosa entrerà, ma una cosa che io vi butto lì come riflessione è la maggior parte degli studi legali hanno indicato le materie di cui si occupano. I clienti difficilmente ragionano secondo quelle categorie. No? Il cliente ragiona sul fatto che vuole fare internazionalizzazione. E poi dopo si chiederà cosa mi serve per fare internazionalizzazione. E allora scopro che mi serve qualcuno che si occupa dei contratti, qualcuno che si occupa del doganale, qualcuno che si occupa del transfer pricing, qualcuno che si occupa di quello e quell'altro. Ma io non cerco quelle robe lì, io cerco qualcuno che mi aiuti a internazionalizzare, cerco un partner in questo senso. Quindi il lavoro che noi facciamo è proprio quello di andare a recuperare questo aspetto. Quindi, tirando le fila, abbiamo detto, la prima cosa è apro o non apro lo studio, il punto non è apro o non apro lo studio, ma il punto è qual è il mio progetto professionale. No? Quindi, che cosa voglio realizzare io? E scoprire questa cosa non è facile. L'altro punto è quali sono terreni e contesti favorevoli al fatto che io sviluppi il mio progetto professionale. Terreni vuol dire capire, allora, devo imparare queste cose qua per arrivare a fare quello che voglio fare. Dove lo posso imparare? Posso impararlo da solo? Posso impararlo in associazione con altri? Posso impararlo
presso un altro studio, come lo posso imparare? Questo mi dice se apro o non apro uno studio. E questa è una traiettoria che possiamo prendere. Le altre parole chiave che io mi sono segnato ascoltandovi sono il fattore tempo, di cui parlava Alessio prima, e il discorso del preventivo, che sono due elementi ovviamente importanti da tenere presenti. Allora, il fattore tempo, che diceva giustamente, a parte che qual è il problema? E quindi voglio introdurre questo elemento perché si va a incrociare col discorso di dove posso andare o non posso andare per crescere professionalmente, ed è una cosa su cui si riflette poco, no? Uno direbbe, ma vado in un grande studio, perché se vado in un grande studio imparo di più. Bisogna vedere cosa ti fanno fare in quello grande studio. E soprattutto bisogna vedere a che prezzo ti vendono. E quello poi ci riportano al discorso del preventivo, ovviamente, ma voi sapete che più è grande il cliente, più ci sarà una logica di tirare sul prezzo. Questo perché? Perché il tuo interlocutore è un interlocutore che è un dipendente, che ha all'interno di una funzione, per esempio, non dico la funzione acquisti, purtroppo è coinvolto anche l'ufficio acquisti nelle grandi multinazionali, ma comunque se è un general counsel, il general counsel ha un budget ed è premiato per il fatto di spendere il meno possibile di quel budget. E allora cosa farà? Farà giustamente, per una logica di trasparenza, una bella gara. In questa gara si dice: noi dobbiamo fare questa attività, chi ci può fare questa attività? Ci sono delle società, degli studi legali leggibili che si candidano, fanno la gara e vince quello che offre più roba a meno. Allora io cosa faccio tipicamente? Propongo un prezzo migliore nella speranza di entrare, e poi che tanto poi così una volta che sono dentro riesco a risalire. In realtà qual è il ragionamento dell'azienda? Ah, prendiamo lo studio Storari, benissimo, perché ci ha fatto il prezzo migliore. Adesso poi diciamo allo studio Storari, come giustamente sperava lo studio Storari, visto che avete fatto così bene, tra l'altro tu ovviamente la prima volta dai il meglio del meglio del meglio che puoi, e qui poi apro e chiuso parentesi, perché non puoi farne a meno da professionista. Cioè, una caratteristica tipica del professionista è che il professionista non può dosare il proprio impegno e la propria qualità. Cioè, noi possiamo solo eseguire un lavoro al meglio delle nostre possibilità. Non riusciamo a fare una cosa tanto per farla. Non ci riusciamo, cioè è contro nostra natura. Quindi tu sai di essere professionista se hai questa fregatura, per cui per te fare una fusione tra due multinazionali o recuperare una multa, comunque lo fai col massimo dell'impegno. No? È per quello che i parenti sono drammaticamente controproducenti per noi, perché andiamo a spendere più energie di quelle che anche loro si aspettano da noi. No? Questo è il problema. Allora, chiusa parentesi, torniamo. No? Però in questo caso io voglio fare bella figura, quindi per la multinazionale do il massimo, e la multinazionale dice: guarda, studio Storari è favoloso perché ci ha fatto pagare meno degli altri, il servizio è ineccepibile, diamogli di più. No? E quindi dicono: avvocato, venga che ci mettiamo d'accordo, che le diamo di più. Tutti freghi le mani perché dice: oh, finalmente adesso rinegoziamo anche la cosa. Però, avvocato, abbiamo pagato 5 per fare 2, adesso le voglio fare 20, mi deve fare 3. E quindi tu hai ancora più sottocosto. Ok? Quindi è una trappola quella lì. Cosa succede? Lo studio, il mega studio, come fa a rendere sostenibile questa cosa? Fa lavorare le persone di più. Quindi l'associate, l'avvocato medio da junior a senior, tipicamente non lavora le 8 ore, ma lavora 8 ore più altre 4-5 in media più il weekend. No? Quelle ore lì sono in nero e quindi vanno a coprire lo scoperto dell'aver venduto sotto costo. Adesso è detta molto in soldoni, ma il succo è quello. Quindi se tu sei in quella situazione lì, tempo libero non ne hai. Zero. Quindi dipendi solo
dal fatto che qualcuno decida di farti crescere e quindi ti abbia l'intelligenza o la volontà di esporti a cose man mano più interessanti. Da cosa dipende tipicamente? Te lo dico subito, dalla fortuna. Ma non dalla fortuna del fatto di avere una persona buona, una persona intelligente, via dicendo, ma dalla fortuna di essere capitato in un posto dove tu fai attività che siano fatte in un modo che ti è congeniale, naturalmente, per caso. No? Studi diversi, modalità diverse, per cui tu puoi capitare in uno studio dove le cose vengono fatte in un modo che è analogo a come ragioni e quindi appari agli occhi degli altri particolarmente brillante e quindi investono su di te. La tua collega, il tuo collega, che è altrettanto intelligente ma semplicemente ragiona in un modo diverso, pare meno brillante e quindi viene semplicemente oberata di attività ripetitive. Tutti e due spostati da un'altra parte, è più congeniale per l'altra persona diventa brillante e tu diventi meno brillante. Quindi è proprio il caso. Questo è per cui è per quello che è così importante conoscersi, perché se tu ti metti a lavorare in un posto dove fai fatica, lascia perdere quello che dicono gli avvocati che la fatica coincide con il merito, perché non è vero, lascia perdere il concetto che chi lavora di più, lavora più duro, riesce meglio, perché non è vero. Non è vero, perché di avvocati che si sono ammazzati di lavoro, che si sono spaccati la schiena in quattro, ce n'è tantissimi che non hanno combinato niente. Come non ne conta con chi lavori, perché di avvocati che hanno lavorato con i grandissimi nomi, ce n'è molti di più di quelli che avendo lavorato con i grandissimi nomi poi hanno avuto anche grande successo, come ci sono tantissimi avvocati che non hanno lavorato con nessuno di famoso e sono diventati eccellenti nonostante avessero avuto a che fare inizio carriera magari con persone mediocri a dir poco. Quindi quei fattori lì non sono fattori di successo. Quali sono i fattori di successo? E qui mi rifaccio, ripensate a quello che raccontava Mirko prima, se conoscete un po' Alessio, pensate anche a lui. I fattori di successo sono due e che accomunano tutti in maniera trasversale. Il primo è che si conoscono, l'abbiamo detto in varie salse. Il secondo è che sanno come imparare. Questa cosa qua è fondamentale. Un'avvocata, un avvocato sarà sempre riconosciuta e apprezzata dal proprio cliente non per quello che sa, ma per le domande che pone, per la velocità con cui entra nel merito della questione, per la sua capacità di cogliere aspetti che non gli vengono riportati, ma che lui o lei intuisce essere importanti da esplorare. Perché è come, se volete fare un parallelismo con un'altra professione, il medico, il grande medico che fa il grande diagnosta, non è quello che sa la medicina a memoria, tutti gli medici conoscono la medicina, ma è quello che ti fa quella domanda che ti fa raccontare o ti rifà ricordare quell'aspetto che poi scopri essere fondamentale per capire che cosa c'hai, ma che non ti sarebbe mai venuto in mente di raccontare. No? È lo stesso principio, non so se avete in mente come si chiamava lì il dottore con lo zoppo, con le scarpe da ginnastica, adesso mi sfugge il nome, avete capito, il telefilm, no? Che passano il tempo a diagnosticare malattie improbabili. È la capacità di indagare, quindi non di imparare qualcosa, ma di andare a cercare. È questo che rende speciale un professionista. E quindi voi dovete allenare questa qualità. La qualità di indagare chi siete voi, come funzionate voi, e di indagare chi è il cliente, come funziona il cliente. E quello lì è una cosa che si allena. Voi peraltro, questo lo dico soprattutto per le persone più giovani qua, dovete sapere che il vostro cervello è appena cambiato. Nel senso che noi fino ai 20 anni, per il semplice fatto di essere esposti a qualcosa, tendenzialmente impariamo, siamo un po' spugne. Dai 20 anni in poi, al punto che prima si pensava che si smettesse di imparare sostanzialmente, cambia il meccanismo con cui si attiva la neuroplasticità, ovvero l'evoluzione del cervello, che oggi sappiamo rimanere attiva fino al giorno che moriamo, quindi per sempre. Che cosa cambia? Che devo essere intenzionale. Cioè,
se io sto lì e sono esposto agli eventi, non imparo niente. Posso passare la vita accanto a erede e non imparare nulla di nulla. È solo il fatto che io sia intenzionale nello stare in quella relazione che cambia le cose, ovvero che chiede al cervello di attivarsi. E a quel punto il cervello continua a crescere. Crescere nel senso di rinnovare le cellule ed evolvere. Quindi la nostra capacità di trovare qualcosa per cui batte il nostro cuore non è solo una questione edonistica, di gusto, di piacevolezza, ma noi siamo fresconi, abbiamo voglia di fare una roba che ci diverte in fondo. No, ci rende più bravi. Perché se tu fai una cosa che ti attiva, sei più bravo ad apprendere e quindi risulti più efficace. Quindi questo passaggio qua è fondamentale, no? Ed è quello che ci porta in quella zona, scritto la curva dell'efficacia personale, in quella zona ideale di attivazione e fiducia in noi stessi, che ci permette di essere percepiti come tranquilli dal cliente, ma non tranquilli disingaggiati, ma tranquilli ma perché ci teniamo, quindi, no? E che sono poi i segnali che danno fiducia al cliente, che dicono al cliente mi posso affidare a questa persona e che fanno capire al cliente che a volte le cose non vanno come si vorrebbe, ma non per nostra incompetenza o incapacità o poco impegno. Perché c'è anche questo da dire, si cresce anche nel saper essere credibili quando, a prescindere dalla nostra volontà, le cose non vanno bene. Perché sennò c'è il mito del no, all'americana vince tutte le cause e quindi è il migliore. Non è questo il mondo dell'avvocatura. Non è questo il mondo delle professioni in generale, sicuramente non quello dell'avvocatura d'affari, dove la questione peraltro non è mai lineare, no? Dove tu non puoi vincere o perdere. Per intenderci, faccio un esempio che cito spesso perché l'ho vissuto direttamente. Schaeffler è un'azienda tedesca che fa cuscinetti a sfera, sistemi pompe idrauliche, aveva inglobato la INA, la FAG, varie aziende anche italiane, che è sul mercato industrial e automotive, esattamente come Bosch. Avete in mente quello dei Trapani, per intenderci. Ecco, ora, Schaeffler e Bosch, rispetto ad alcuni prodotti, sono competitor diretti. In altri ambiti del business sono l'uno fornitore dell'altro. No? Una volta uno fornisce uno, una volta uno fornisce l'altro. In altri ancora, soprattutto per esempio nell'automotive, sui sistemi complessi, co-sviluppano per il loro cliente. Ora voi capite che in un quadro del genere, se c'è una controversia, no, rispetto a una fornitura che è andata male da uno rispetto all'altro, tu non puoi ragionare di vincere o perdere quella causa così, in astratto. Vediamo chi ha ragione e chi ha torto. Non funziona così, perché lì c'è un mondo di business intorno che è la ragione per cui esistono quelle due aziende, che va preso in considerazione. Ed è la capacità di indagare quel mondo lì che ti rende un buon avvocato o un cattivo avvocato, non il fatto che tu conosca il diritto e che sappia se la clausola è stata rispettata o meno. È questo che cambia le regole del gioco ed è questa dove si concretizza il saper apprendere, no? Qui non è chi sa meglio il diritto. E questa è una buona notizia, mi viene anche da dire, in un mondo in cui l'informazione tout court sarà sempre più una commodity. Cioè, dopodomani scoprire se c'è stata una sentenza che si è pronunciata in un senso piuttosto che schiacci un bottone e comparirà. Saranno ancora molte imprecisioni, ma arriveremo a quel punto, c'è poco da dire. No? Come nella medicina, il fatto di sapere un sintomo cosa vuol dire, la macchina sa che in questo momento in Brasile è stata pubblicata una ricerca, tu puoi essere il medico più bravo del mondo, ma non lo puoi sapere, perché sei qua con me. No? Quindi l'informazione,
Il punto è che me ne faccio di quell'informazione, in che contesto la inserisco, a che livello di complessità la considero e via dicendo. In questo senso, il progetto professionale, ben arrivata Elisa intanto, in questo progetto professionale è fondamentale tenere presente questi aspetti qua, cioè io devo occuparmi di qualcosa che mi interessa, non nel senso della mia materia, ma nel senso di quello per cui la mia materia viene utilizzata. È quello che è appassionante, no? O quello che la mia materia permette di fare o non fare, no? È quello che mi muove. Perché dico questa cosa qua? Perché se noi ragioniamo su qual è la materia migliore su cui investire, uno, abbiamo detto prima per il principio anche che diceva Mirko, che non esiste la materia dove ci sono più soldi, perché se tu ti muovi in un mercato di cui non te ne frega niente, quello a cui gliene frega di più ti mangia. No? Ti mangia perché semplicemente tu smetti di lavorare, anche lui smette di lavorare, ma lui per divertimento si legge la rivista che parla di quella roba lì, e tu invece no, c'è poco da fare. Quindi questo è un punto. L'altro punto però, diceva giustamente Alessio, cosa faccio però? Provo un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello, un po' di quello, assaggio qua e là e via dicendo e scopro per cosa sono portato. E lì attenzione, Herzberg, uno psicologo del secolo scorso, spiegava molto bene rispetto alla teoria della motivazione con un esempio. Mi diverte sempre citare, l'ho trovata anche su YouTube che lo racconta lui, figuratevi, era un'epoca talmente lontana in cui lui in un'aula fuma mentre lo spiega, però ospite a Londra, credo, in un'università. Lui è americano. E spiega cosa serve per suonare, per aver voglia di suonare un pianoforte. No, servono due cose. Uno, serve saper suonare il pianoforte. E questo cosa vuol dire? Che se io non so fare una cosa, non so se mi piace. Io non posso sapere se una cosa mi piace finché non la so fare. E questo qui è un po' un impasse da cui poi capiamo come uscire. La seconda cosa è che ci deve essere un pianoforte, quindi devo avere l'opportunità di farlo. No? Allora, se la seconda cosa è la storia dello studio, che abbiamo detto prima, che devo provare a cercare un contesto in cui possa effettivamente sperimentare una cosa, la prima cosa qual è? È quella del saper fare una cosa, come faccio a imparare a fare una cosa che non so fare, mi piace, non mi piace e via dicendo? È quello che stavo dicendo prima. Cioè, devo essere interessato al fine, non al mezzo, non allo strumento. Cioè se io scopro che a me piace lavorare, partiamo dal target, no? Privati o aziende? Sono due pianeti, no? Se io scopro che amo lavorare con le aziende, inizierò a esplorare, a incuriosirmi delle aziende, e questo lo posso fare da qualunque parte, in qualunque modo, e poi scoprirò di cosa hanno bisogno le aziende. E poi imparerò a fare le cose perché quello che mi traina non è la cosa che sto imparando, ma è il motivo per cui lo sto imparando. Vi faccio l'esempio della lingua inglese, che forse è più evidente. Difficilmente io riesco a appassionarmi all'inglese per il fatto di studiare. Non è che studio l'inglese perché mi piace l'inglese. Mi piace l'idea di cantare la canzone del mio cantante preferito, no? Allora studio l'inglese per poterlo fare. O mi piace una ragazza o un ragazzo, o mi piace l'idea di poter viaggiare, o mi piace, non so, io in studio non voglio neanche parlarci con una persona che non parla l'inglese, perché tutta la letteratura scientifica è pubblicata in inglese. Se tu non parli l'inglese, cosa aspetti 3 anni che traducano in italiano un libro e comunque non puoi leggere l'articolo originale, la fonte originale di cosa stiamo parlando, vai a fare un'altra cosa. Quindi se non ti sei appassionato al punto tale alla psicologia da voler studiare l'inglese, ma non perché ti piace l'inglese, ma perché ti serve per capire. La stessa cosa vale per chi fa la programmazione, per chi fa e via dicendo, no? Quindi è il fatto che diventi strumento.
Cioè spesso la materia che noi individuiamo come la nostra materia di lezione ci ingaggia non in quanto tale, ma in quanto strumento per fare qualcosa. Allora un percorso, un modo di pensarla può essere quello di: ma a me cos'è che affascina? Con chi ho voglia di avere a che fare? Di cosa mi piace interessarmi? No? È un percorso. Perché se no, il percorso che dovete fare, Mirko ci ha raccontato e rappresentato esattamente un percorso alternativo, questo proprio a sancire che non esiste una strada giusta o una strada sbagliata, no? Il discorso è: faccio la mia carriera e poi vedo dove naturalmente evolve il mio percorso, no? Questo però prevede che io faccia anche delle cose che poi scopro non essere i percorsi giusti e via dicendo. Cioè, noi non possiamo sapere a 18 anni, a 20 anni, a 25 anni esattamente che cosa diventeremo e di che cosa diventeremo esperti, ma possiamo farci guidare da quelli che sono i nostri interessi e le nostre inclinazioni, perché è certo che lì abbiamo benzina per andare avanti. E una persona particolarmente appassionata e particolarmente abituata ad incuriosirsi, ad approfondire, a fare, uno, nel farlo si conosce sempre molto meglio e quindi può aggiustare il tiro. Due, anche se deve fare un cambio radicale di direzione, ha gli strumenti per farlo, perché ha allenato la metacompetenza, che è quella dell'apprendimento. No? E quindi una volta che io, guardate, questo soprattutto per i giovani è molto importante, il vostro asset non è quello che sapete, non sono le cose che sai, ma sono il fatto che tu abbia imparato a farle quelle cose. Più tu conosci e sai come funzioni nell'apprendimento, più tu sai di poter fare affidamento su questa qualità e la puoi applicare ad n.000 altre cose. Il grande avvocato non è quello che sa tutto, perché, ripeto, diceva Mirko prima, no? Tu passi la vita a studiare cose nuove. Il punto è che più cresci in competenza, in consapevolezza, più quello studiare non è un affannoso recuperare un senso di inadeguatezza, no? Ma è un sereno accompagnare il proprio essere professionista. Cioè, fa parte di chi sono. Se io il fatto di non sapere tutto lo do come scontato nel mio essere professionista, non è una cosa di cui ho paura. Mentre se tu vuoi avere la sicurezza di essere presa per persona troppo junior, no? Qual è il timore di chi dice da giovane ma apro o non apro uno studio? E se non mi prendono sul serio? E se mi dicono che sono troppo giovane? No? Questo timore tu ce l'hai quando pensi di dover sapere tutto. Ma non è possibile sapere tutto, nessuno sa tutto, nessun super senior sa tutto, perché sta imparando esattamente come te, peraltro la professione sta evolvendo, tool tecnologici ogni giorno, leggi nuove ogni giorno, sta cambiando un sacco di cose. Quindi è il tuo essere a tuo agio nel saper apprendere che cambia veramente le regole del gioco. Io mi fermerei qua, Alessio, non so se poi dopo volentieri se vogliamo integrare e fare domande, anche perché non voglio togliere spazio agli altri.